fatica a immaginare un mejor rapporto spesa-qualità, sensazioni, emozioni, prestazioni, costi generali. SLK del 97, la prima serie. Ecco un'altra, la sorellina che il viaggio è chiusa. Forse ti sei rotta la cappotta, perché a volte di quelle degli anni 90, cioè degli anni 90, di 20 anni fa, la cappotta snazzica. E quando snazzica la cappotta SLK vecchia, quella da 4 sacchi come questa, con reglata patriarca, non arrivare più, costa più dalla macchina. E allora diventa un coupe, poco male, sposta il focus. Stai un po' incapriccioso. Comunque, la luna meravigliosa fa una D, è bugiarda, quindi cresce, non decresce. Mi lascia il passo il collega SLK coupe, pezzo unico al mondo. No, più di qualcuno non arriva la cappotta. E allora dopo un week Santa Pace, in Family, partita di tennis con Canaro che ci ha fatto un culo come un paiolo, a me al mastro insieme a quell'altro Lazianelli di mio cognato, in mezzogiorno della capitale, è l'ultima settimana di lavoro, è l'ultimo chilometro, l'SLK viaggia che è una bellezza, a mezzanotte si viaggia da paura, è traffico, è un ricordo, ma secondo te sto male, viva la vita, tutta la vita, se fossi in pistello 4 sacchi mi compro tutta la vita l'SLK. Ma di che stiamo a parlare? Stop, scappottato in un reato!